un'altra puntata, sempre dei personaggi che hai segnalato tu. Però devo dirti, su questo era insomma abbastanza Diciamo che ci siamo sentiti, ci siamo messi d'accordo su quel personaggio che dovevamo discutere questa puntata e abbiamo trovato poi la sintesi su Domenico Cirillo. Domenico Cirillo nasce non a Napoli ma a Grumonevano, però lui si trasferisce giovanissimo qui nella città di Napoli e inizia a fare uno studio medico. Lui diventa però, nessuno lo sa, il primo veramente scienziato di scienze naturali, della botanica. Cioè Cirillo diventa uno scienziato nel mondo della botanica. E vediamo, noi a Napoli abbiamo l'orto botanico, lo studio delle piante, ma nel giovanissimo Cirillo inizia gli studi a 16 anni ed è di una famiglia agiata all'università e a soli 20 anni si laurea nel 1759 a 20 anni in medicina. Diventa poi professore di botanica dell'Università di Napoli e a lui si deve la introduzione della tassonomia linnea nel Regno di Napoli. Cirillo condusse diverse spedizioni botaniche, servendosi anche dell'aiuto di abilissimi collaboratori come Gaetano Nicolini, e poi scrisse numerosissime opere che riguardavano proprio la botanica, le piante, il loro uso, il loro mettere in campo anche come medicinali. Fu uno scienziato di fama internazionale. Però questo, lui aveva, oltre che essere un grande scienziato, aveva una grande capacità, quella della politica. Lui era amico di Mario Pagano. Mario Pagano, che poi studieremo e faremo qualcosa su Mario Pagano nelle prossime puntate, fu uno degli animatori della Repubblica Napoletana, amico di Cirillo, e Cirillo era stato medico di corte del Regno di Napoli, quindi tra i più importanti tra i presidenti, aveva tutta la nobiltà napoletana, borbonica, i dignitari, gli stranieri. Fu un colpo quando Domenico Cirillo scelse di appartenere alla, diciamo così, Napoli rivoluzionaria, a quella Napoli che voleva in qualche modo cambiare il sistema. E lui fu medico poi all'ospedale Incurabili, dove insegnò fisiologia e ostetricia, medico di corte, ripetiamo, e poi ha scritto i discorsi accademici, condusse viaggi all'epoca, immagine nel 1700, in Europa, in Francia, in Inghilterra, dove ebbe meriti scientifici mondiali. La Società di Botanica Fiorentina lo volle fra i suoi accademici e nel 1768 Cirillo fu eletto socio corrispondente della American Philosophy Society di Filadelfia, fondata nel 1743 da Benjamin Franklin. Voi immaginate, poi qua ci sarebbe tutto da raccontare perché, ma questo lo faremo nelle prossime puntate quando parleremo di Gaetano Filangieri. Allora, che cosa succede? Che lui ha queste grandi capacità intellettive e poi viene influenzato fortemente dalla rivoluzione francese. Questa rivoluzione francese, legalité, liberté, fraternité, lui la riporta qui a Napoli e diventa un punto di riferimento dei napoletani, con altre persone come Mario Pagano, come Nicola Pacifico e Pasquale Baffi, e diventano poi, si affilia anche alla massoneria giacobina. Ecco il suo rapporto poi con Franklin, e assunse poi la presidenza della commissione legislativa, carica inizialmente ricoperta da Mario Pagano, ma tutto questo, immaginate, in uno scenario di guerra civile quasi, da una parte i Borboni, da una parte i rivoluzionari napoletani. Lui fu arrestato, fu portato su una nave. Però qua ci sono anche due Poi versioni. Prego. C'è la versione in cui si dice che lui non è che
che volesse veramente partecipare alla, Allora, molti alla storici dicono che Repubblica lui fu Partenopea che fu costretto dall'amicizia con Mario Pagano, da Nelson. da Mario Pagano e dagli inglesi ad accettare questa diciamo, carica, Sì, perché però lui onestamente questo è molto discutibile perché non abbiamo prove dirette su questi argomenti, sappiamo solamente che lui alla fine divenne il presidente della commissione, certo. ed era questa intelligenza fuori dal comune, quindi aveva anche emanato dei provvedimenti a sua firma che riguardavano appunto pene nei confronti di coloro i quali avevano interpretato in qualche modo il regime borbonico. Però anche Vincenzo Cuoco dice, racconta questi episodi e c'è alla fine della sua vita, quando lui viene arrestato e viene portato prima a Castelnuovo e poi nella cella del Maschio Angioino, Domenico Cirillo scrive una lettera a Lady Hamilton e a Orazio Nelson, con i quali lui aveva avuto un rapporto durante i suoi viaggi, e in questa lettera lui chiede quasi una giustificazione del suo comportamento che ha avuto durante il periodo rivoluzionario, tra virgolette, però lui non chiederà mai la grazia. Infatti, sì. Perché quando lui viene condannato poi a morte per impiccagione a Piazza Mercato, quel giorno vengono eseguite le condanne a morte anche di Mario Pagano e di altri, e lui non chiede la grazia perché la grazia l'avrebbe potuto dare solo il re, e questo sarebbe stato in qualche modo un riconoscimento implicito della monarchia, e lui non vuole assolutamente aderire a questa idea. Quindi diciamo che c'è una contraddizione enorme nella questione Cirillo, perché non si sa perché prima scrive questa lettera a Lady Hamilton, prima racconta tutto quello che si è verificato, diciamo, secondo il suo punto di vista a Napoli, però poi dopo alla fine non chiede la grazia. Allora di Domenico Cirillo noi abbiamo una strada, ma nessuno si ricorda invece che oltre ad essere questo patriota è stato uno scienziato enorme, cioè dal punto di vista della capacità scientifica. Sì. Domenico Cirillo è paragonabile a persone che hanno studiato un mondo completamente ignoto, che era il mondo della botanica, dell'applicazione della botanica in medicina. Infatti lui a 21 anni era docente università, professore universitario, aveva un'intelligenza enorme. E poi, prego. Scusami se... no, vabbè, giusto così. E poi comunque voglio dire, lui era stato molto molto ben voluto dai Borbone, perché tutti i progetti con i quali ma si lui era poi presentato lì... lui ha un merito che nessuno sa. Domenico Cirillo nella Repubblica Partenopea pone il problema dell'assistenza sanitaria. Sì, come no, caspita. E allora, che cosa succede? Voi per esempio immaginate adesso, noi parliamo degli ospedali di prossimità, cioè degli ospedali vicino casa, degli ospedali come pronto soccorso. Voi immaginate nel 1750, cioè 39, insomma, queste erano dal 40 al 50, 1750, questa persona che crea, dice lo Stato deve fare gli ospedali di prossimità. Lui prevede un ospedale in ogni quartiere di Napoli, dei veri presidi, dei presidi sanitari in ogni quartiere. Voi tenete conto che c'erano malattie all'epoca che non avevano gli antibiotici, il vaccino e quant'altro, e quindi lui diventa veramente un antesignano della medicina, quella vera. E poi nel mondo della botanica lui scrive delle opere che sono e restano ancora fondamentali per lo studio delle piante e della capacità terapeutica delle stesse. Quindi una persona che alterna la scienza alla politica, però come tu dicevi lui viene più che altro trascinato dalla politica perché
avendo avuto un rapporto molto frequente con i salotti buoni e con i circoli giacobini, lui diventa uno appetibile, ecco, un grande biglietto da visita da mettere internazionale, da mettere in esposizione. Dice, ma anche Cirillo ha fatto parte della cosiddetta Repubblica Napoletana. Prego. Oltretutto volevo anche ricordare che è stato forse il primo vero scienziato che ha accostato la struttura cellulare animale alla struttura cellulare. Questo è un altro problema. Cioè, adesso noi parliamo di DNA, di grandi scoperte della medicina. Cirillo è uno che è stato talmente forte che ha previsto questo e in qualche modo ha voluto sperimentare queste cose. Quello che cosa accadde? Allora, noi questo lo dobbiamo raccontare però un po', perché vedete, questo napoletano, quando poi viene arrestato e viene portato nelle segrete del Maschio Angioino, in attesa poi del patibolo proprio, per dire della forca, perché furono impiccati, e lui non chiederà mai la grazia, anzi iniziano a fare una discussione all'interno del carcere, dove c'erano, ripeto, Mario Pagano, Caia e Russo, che poi morirono tutti quanti nello stesso giorno. Iniziano a fare un confronto se esiste o meno l'anima. Cioè, loro si pongono il problema prima di morire, se è valsa la pena vivere e lottare per quelle idee, cioè l'illuminismo, la capacità di vedere oltre la vita. E voi immaginate questi condannati a morte che sanno che devono salire sulla forca, sul patibolo, e che iniziano a discutere se esiste o meno l'aldilà. Domenico Cirillo era un personaggio stranissimo, di grande capacità culturale, e la gente, anche i condannati a morte fra di loro, si chiedevano a Cirillo che cosa lui pensasse di questa situazione che si era venuta a creare. E Cirillo era convintissimo che esisteva un'altra dimensione. Non diciamo, lui non aveva questa formazione cattolica, però credeva che dovesse esistere qualche altra cosa. Quindi lui fece veramente parte di quella parte della storia napoletana che è incancellabile. Allora, molte opere di Domenico Cirillo non si sono più trovate. Sapete perché? Perché quando fu arrestato e fu portato in carcere, diciamo così, i sanfedeisti, chi erano i sanfedeisti? Dobbiamo spiegarlo. Erano coloro i quali volevano la restaurazione del regno e dei Borboni. Saccheggiarono la sua casa, come al solito. I ladroni. Era un pretesto, perché Cirillo aveva regalato allo Stato partenopeo, alla Repubblica Partenopea, una parte enorme dei suoi beni proprio per la riforma sanitaria, proprio per creare questi presidi. Quindi, però era una persona in condizioni agiate, ricco, quindi ci fu il saccheggio della sua casa, il saccheggio anche delle opere letterarie di Cirillo, che vennero poi trafugate, portate via, chissà, vendute probabilmente sotto costo, senza capire l'importanza, diciamo così, tra virgolette, i Lazzari, che si impadronirono del patrimonio di Domenico Cirillo. Domenico Cirillo, quindi, come vedete, cari telespettatori, è un altro napoletano che deve essere onorato. Noi parleremo poi in seguito di Di Giacomo, di Mario Pagano, di Eleonora Pimentel Fonseca, di Matilde Serao, però questi personaggi non sono stati più studiati. Noi non li conosciamo, non li studiamo, perché, come abbiamo detto più volte in tutte le puntate, già hanno voluto cancellare la storia millenaria del Mezzogiorno. E non si può cancellare la storia se non ci sono ricordi, non c'è passato, non c'è né presente né futuro. Presidente, purtroppo
il motivo che ritorna ridondante nelle nostre diciamo trasmissioni è quello della dimenticanza, cioè questa condizione, come dicevi tu, di dimenticanza anche da parte dello stesso nostro popolo partenopeo. Però quello che secondo me bisognerebbe mettere in luce è che quando noi parliamo di questi grandi napoletani, ne parliamo perché loro non sono stati, diciamo, dei personaggi che si sono ispirati a delle correnti già esistenti, no, loro sono stati proprio dei precursori. Infatti, parlando di Domenico Cirillo, noi abbiamo visto che lui già aveva intuito che c'era qualche cosa che fosse una struttura cellulare che potesse essere uguale, identica per gli animali, per gli umani. Cioè, voglio dire, stiamo parlando del Settecento. Quando abbiamo parlato l'altra volta di Mastriani, lui è stato il primo a scrivere dei libri gialli ed è stato anche lui un caposcuola. Quindi questi personaggi di cui noi andiamo a parlare sono dei personaggi che sono dei precursori, sono dei capiscuola, delle persone che dietro le loro idee, dietro la loro esperienza hanno poi formato tutto quello che ancora oggi noi usufruiamo. Io sono pienamente d'accordo con quello che dici, Pino. Questi sono precursori della storia, precursori delle scoperte, precursori dell'attività moderna, perché noi abbiamo a che fare con persone che erano fuori dalla normalità dal punto di vista dell'intelligenza, ma che avevano un'intelligenza talmente forte, talmente capace di interpretare il loro tempo, ma di prevedere il futuro. Però deve esserci anche una spiegazione del perché questi personaggi si sono formati nella città di Napoli. Evidentemente il tessuto sociale dell'epoca era anche un tessuto sociale che permetteva a queste menti geniali di potersi sviluppare. C'era un problema, per carità non abbiamo noi il verbo della verità né la presunzione di poter dare una spiegazione a questa domanda che è enorme, però c'era una Napoli che studiava, c'era una Napoli che approfondiva, c'era una Napoli eccezionale. Però devo dirti anche nei tempi moderni. C'è stato, perché ti faccio l'esempio di un altro personaggio che dobbiamo poi guardare insieme, Ettore Majorana, che è più vicino a noi, anche lui è stato un precursore della sua materia, delle sue scienze, che parleremo in un'altra puntata. Anche lui era napoletano, non c'erano più la contestualizzazione storica che c'era nel Settecento, parliamo del Novecento. E quindi questi napoletani ci sono sempre stati, che hanno avuto questa genialità, questa capacità. Per esempio, ti faccio l'esempio che nessuno si ricorda, ma Alighiero Noschese, che è stato il più grande imitatore dei nostri tempi, era napoletano anche lui. Cioè, ci sono questi napoletani che hanno nella storia rappresentato qualcosa. Bisogna mettere insieme tanti personaggi per capire la città. All'epoca, nel Settecento, Napoli era una grande capitale ed era una capitale anche di interessi enormi. Dal punto di vista economico era fortissima e dal punto di vista culturale era diciamo così, un salotto a cielo aperto. Io ricordo sempre il Conte di Montecristo, che è stato scritto da un francese, Dumas, però Dumas è stato a Napoli, nessuno lo sa, Alessandro Dumas. E allora, se tu vedi nel Conte di Montecristo c'è un personaggio, quello che salva appunto il Conte di Montecristo quando lui evade dal carcere. Questo Dumas, come lo fa interpretare? Lo fa diventare un pescatore napoletano, che diventa l'uomo di fiducia
del Conte di Montecristo, di Edmond Dantès, e è quello che poi lo accompagna per tutta la vita. Vedete che influenza anche dal punto di vista culturale ha avuto Napoli. Però ritornando a Domenico Cirillo, e chiudiamo, che poi è stato interpretato da Sergio Rubini nel Conte di Montecristo con Depardieu. Chiudiamo con il grande Domenico Cirillo, che pur di non tradire un sentimento che era quello dell'amicizia con Mario Pagano e con gli altri rivoluzionari che avevano tentato di fare la rivoluzione, pur avendo dei rapporti amichevoli con Orazio Nelson e la Lady Hamilton, non chiese mai la grazia. Cioè era un napoletano che aveva la schiena dritta e che preferì la morte anziché l'infamia. Ricordo sempre che se avete personaggi che ci volete proporre, di cui volete avere notizie, noi siamo a vostra disposizione e ci può fare solo piacere che la nostra storia venga portata ad una platea sempre più vasta. Grazie. Grazie, buona serata. Buona serata.